Assessore Teresca, ci avviciniamo alla stagione estiva e il fenomeno della puntura di api e di vespe con eventuali reazioni anafilattiche è piuttosto diffuso. Su questo è intervenuto oggi anche la Giunta regionale. Sì, perché abbiamo verificato che negli ultimi 4 anni più di 8.000 persone si sono dovute rivolgere ai pronti soccorsi per una reazione allergica da puntura di di vespe e di api. Quindi un problema molto diffuso. Alcuni di questi anche sono stati portati in codice rosso, quindi molto gravi, molti anche in codice giallo, e quindi abbiamo previsto un percorso diagnostico-terapeutico per questo tipo proprio di malattia, per questo tipo di allergia. C'è la collaborazione con i medici di famiglia, gli specialisti, i farmacisti, per definire questo percorso, perché poi queste persone possono avere la diagnosi chiara e quando c'è la diagnosi anche avere gratuitamente i farmaci e soprattutto i farmaci che in questo caso diventano farmaci salvavita. E crediamo che questo sia importante perché qualche volta proprio magari si rinuncia alle terapie, ci sono delle terapie per questa allergia che possono essere salvavita, ma se sono costose queste persone magari rinunciano a farle. Pensiamo che sia una cosa importante per la tutela della salute dei nostri cittadini e quindi oggi abbiamo avviato il percorso.